Bentornati tutti. Allora, ieri, che era l'uscita del video dell'enclosure, ho fatto qua con i miei amici una grigliata, abbiamo fatto carne allo spiedo, è andata alla grande, giornata di relax, ci voleva proprio. Questa settimana invece comincia facendo un po' di lavoretti. Il primo che devo fare ve lo spiego subito. Qua sul tavolo ho recuperato un foglio di compensato laminato nero da entrambi i lati. Questo qua ha una misura perfetta, devo solo troncarlo praticamente e diventerà il tavolo e il ripiano di sostegno che andrà qua all'interno dell'appartamento. Là in fondo dove c'era la cucina farò una mega postazione per il laser. Lì sopra ho lo scarico dei fumi. Quindi, visto che l'enclosure è finito, questo pezzo ce l'avevo già, non devo fare neanche troppe lavorazioni, quindi ci mettiamo alla combinata, monto l'incisore e lo prepariamo. Allora, l'incisore, per chi non lo sapesse, è una lama piccolina così. Questa qui va montata prima della sega principale e gira in senso opposto. Deve sporgere dal piano di un paio di millimetri e serve per creare una scanalatura sul nobilitato principalmente, in modo che la lama principale quando va in uscita non strappi. Adesso la montiamo e vi faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Questo qui è l'incisore e qua tocca appena appena. E come potete vedere con l'incisore il taglio da un lato è preciso. Singhiozzo. E anche dall'altro lato zero scheggiature. Ottimo, con questo metodo so che il ripiano è della dimensione giusta. Ora devo fare un frame fatto con questo listellare in MDF per dare struttura al tutto. Ok, ora per fissare questo qui, solo che non vada avanti e indietro, siccome non voglio bucarlo, metterò solo della colla a caldo in alcuni spottini. Allora, come vedete tutta la struttura è stata fissata. Ora ho montato qua giusto per vedere se ci sta tutto nella maniera provvisoria. Qui c'è il laser, arriva a pelo, dietro c'è lo spazio ovviamente per il tubo che va su e scarica dove c'era la cappa installata prima. Layer assist, ventolina. Qua ho dedicato questo computer vecchio del Windows. L'unico problema che aveva era la tastiera che non va. Dovrebbe arrivarmi in questi giorni il pezzo di ricambio. Tutto funziona preciso. Quindi questo lunedì finisce e noi ci vediamo domani. Perfetto, proprio stamattina mi è arrivata il pacco che dovrebbe contenere la tastiera di riserva. Ora, sostituirla è una cavolata, bisogna solo andare a posizionare questo flat cable nella parte qua. Andiamo a
vanno tutte le lettere sotto e sostituzione fatta con successo. Grazie. Ora invece devo smontare tutti i coltelli della pialla perché li porto ad affilare. Direi che dal 2018, quando ho comprato questa macchina, ad ora non ho mai sostituito né affilato i coltelli. Siamo a gennaio 2022, penso che sia arrivato il momento. Ok, senza troppi indugi. Qua è il modello dei coltelli che monto, 325x3. Ok, coltelli impacchettati, ora vado a portarli ad affilare, li andrò a ritirare probabilmente domani. Quando torno faccio un po' di pulizia straordinaria alla pialla. Ora invece passiamo ad un nuovo lavoro, cioè mettiamo di nuovo in funzione questo aspiratore, ma prima devo fargli una modifica. Ok, madonna, quasi cado. Questo è uno dei primissimi video che ho fatto quando non sapevo ancora girare video, ma avevo tanta voglia di fare. Mi ero costruito questo riciclando un vecchio motore di un aspiratore e oggi andremo a installarlo di nuovo, sempre qua sopra, però lo faremo comandato con Alexa. Quindi ho paura che si staccasse, ho messo un po' di viti. Ma dai. Come vedete qua semplicemente c'è una presa, si infila e qua è attaccato all'aspiratore. L'aspiratore è fissato solamente con i pocket hole e questo è un modulo tutto a sé. Così in futuro, se volessi cambiarlo e metterne un altro, io svito quelle robe lì, faccio tolgo e ne metto un altro. Ora quello che devo fare cos'è? Prendere questo son off e posizionarlo esattamente su questo cavo. Quindi prendo, taglio, son off. Perfetto, dopo aver configurato il nuovo son off con aspiratore, ci mette un po', ecco, riparte e si spegne. Non ci resta che andare nell'app di Alexa e creare delle routine e vediamo se funzionano. Ok, ora ho fatto una routine per farlo accendere e spegnere dopo 5 secondi. Alexa, accendi l'aspiratore per 5 secondi. Ok. Ma sono più di 5 secondi. Forse perché ho detto l'aspiratore, non aspiratore. Alexa, spegni aspiratore. Ok. Alexa, accendi aspiratore per 5 secondi. Ok, quindi ci siamo. Comunque la giornata ormai è alla fine. Domani passerò a rimontarlo, dargli tensione e farle tutte le altre routine. Quindi noi ci vediamo domani. Ok, allora. Oddio, come faccio? Come cazzo avevo fatto? Ok, e 2, 3, 4. Ok, l'ultima è collegare la spina qua. Ottimo, quindi aspiratore montato e funzionante. Oggi sono anche andato a ritirare i coltelli della pialla affilati, ma prima di montarli un piccolo annuncio. Sto scrivendo un nuovo format per il canale e ho bisogno del vostro aiuto. Sto cercando persone che fanno cose particolari in qualsiasi campo artigianale, che vada dalla lavorazione della ceramica al ferro, al vetro, a qualsiasi cosa, che abbiano delle competenze specifiche in quel campo. Le persone che sto cercando devono essere in Italia, meglio se nel centro-nord per il momento, e devono essere attive sui social, sia che abbiano un profilo Instagram che un canale YouTube. Lo scopo del format è scoprire nuovi artigiani che fanno cose particolari e imparare qualcosa nella loro specifica arte. Quindi se conosci o sei uno di questi artigiani che fa cose particolari, mandatemi una mail all'indirizzo qua sotto scrivendo come oggetto format artigiani. Io vi ringrazio a tutti per l'aiuto. Ora torniamo al video. Coltelli recuperati, mi metto i guanti ovviamente perché non voglio tagliarmi. Se vi state chiedendo quanto può costare affilare i coltelli,
ho speso ben 10 euro, mentre oggi gli ho portato anche 2 lame ad affilare e gli ho portato una 60 denti e un 80 denti. Praticamente pago 30 euro di tutti e due. Ho visto che per farmi il conto ha contato quanti denti avessero, immagino appunto per la quantità di tempo che ci vuole per affilarle. Facendo il conto più o meno sono 20 centesimi a dente, quindi se avete una lama potete più o meno farvi un calcolo a spanne, poi non so ovviamente. Wow! Ora quindi le rimontiamo e facciamo un piccolo test. Riesco, vi faccio vedere qualcosina. Qua ci va il coltello della lama. Prima di questo, sotto qua ci vanno in 2 buchi, 2 molle che servono per spingere in su il coltello della lama. Poi ci va questa che ha un nome specifico che non ricordo. Sopra di questa abbiamo la nostra lama e come vedete grazie alle molle viene spinta in su. Ora usiamo questa qui che è la sua guida per allinearli. Mi è stata data insieme alla macchina, non è delle migliori però è questa che ho. Si appoggia e lei già dovrebbe tenerti alla giusta altezza i cosi. Questo lo mettiamo a filo anche lui dentro il tamburo, lo appoggiamo, controllo di qua, 1, 2, ok, tira bene, ok e ok. Ora come vedete la lama qua è bella allineata e tagliente, cazzo. E ora si continua con le altre, stesso identico procedimento. Ok, l'ultima cosa che c'è da controllare è il livello del piano in uscita, che sia a livello. Ecco, perfetto. Siamo pronti per fare un test. L'unica tavola che avevo a disposizione è questa qua in abete. L'ho segnata tutta col pennarello, così proviamo a buttarla a spessore. Non voglio fare filo, spessore, squadrare, solo un test per vedere di nuovo i coltelli che tagliano pulito come quando l'ho comprata. Beh, che cosa ci aspettavamo se non un ottimo risultato? Non c'è niente di speciale in questo, solo che prima vedevo tutti i segnetti, ok? Perché i coltelli erano scheggiati in alcune parti, quindi mi facevano un segnetto, mentre adesso ho una finitura bella e uniforme. Anche questo lavoro qua è stato fatto, era veramente un sacco di tempo che volevo sistemare questi coltelli. I lavori nello studio sono cominciati come questa serie di nuovi vlog. Io vi ringrazio ovviamente tutti per essere arrivati fino in fondo a questo video. Ringrazio ovviamente tutti i Patreon per supportare questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.